Bene, eccoci insieme anche oggi. Ci sono persone che sprizzano passione per il loro lavoro. Fabrizio Dalla Libera, il nostro ospite odierno, è sicuramente una di queste e la sua passione è il bambù, che per molti di noi è una pianta esotica. In realtà, ben pensarci, insomma, nelle campagne, quelli che lui mi ha spiegato chiamarsi bambuseti, sono un retaggio, insomma, storico della nostra agricoltura. In qualche maniera io li ho sempre collocati ad una falda acquifera dove vedevo un agglomerato di questo tipo di piante che non sapevo fosse bambù, però insomma qualcosa di simile sì. In tempi recenti, insomma, sul bambù sta crescendo un'economia. Lui è un imprenditore e si sta dedicando alla promozione di questa coltivazione. Spieghiamo innanzitutto allora cos'è il bambù, anche se in qualche maniera ho anticipato che insomma, noi lo conosciamo da tempo. Certo, certo. Il bambù è una graminacea, anzi la possiamo benissimo considerare un'erba a tutti gli effetti, che cresce benissimo nei nostri territori perché si sposa bene nel nostro ambiente. Il territorio italiano ospita molto bene questa pianta, va bene un po' per tutti i terreni, per tutti i fondi. È una graminacea che si sviluppa nell'arco di 3 mesi, per cui molto veloce, ha una crescita rapidissima, e di questa pianta qua si utilizza un po' tutto, è anche detto un po' il maiale verde del momento. Questa pianta dà origine innanzitutto alla parte dei germogli, che è la prima parte che spunta dal terreno, che si raccolgono per una questione alimentare. Sì, infatti si trovano nei negozi, diciamo, bio. Sì, ma adesso pian piano sta prendendo piede un po' in tutto il settore alimentare, non solo il bio, ma anche un po' in tutta la fascia di utilizzo abituale da parte di tutti, insomma, ecco. Dopodiché da questo germoglio, in cui si utilizza la parte essenziale, quella che è all'interno, si lascia sviluppare la canna, e questa dà origine a una struttura vera e propria che lignifica dopo 3 anni, e da quel momento lì tu puoi utilizzare la parte tronco ma anche la parte fogliare, per cui di questa pianta, come dicevo, si utilizza tutto quanto, legato un po' al settore del legno, mobili, serramenti, pavimenti, un po' tutto quello che siamo abituati a vedere quotidianamente, ma anche a quello dei filati, come al carbone, al normale utilizzo per l'energia, dal cippato al pellettato. Ci sono una miriade di impieghi, tanto più o meno saranno nell'ordine di 1500-1600 impieghi, diciamo quelli standardizzati. Più ci sono le filiere che adornano tutta la parte esterna, che saranno più di 6000. Voglio dire che questa pianta qua ha degli sbocchi commerciali veramente enormi. La cosa buffa è che se io penso al bambù, penso all'India. In realtà voi siete di Mareno di Piave, giusto? Quindi provincia di Treviso, dove avete creato una realtà che si chiama appunto Orizzonte Bambù, il cui scopo è la promozione di questa coltivazione. Sì. Siete una sorta di florovivaisti particolari. Sì, beh, ci siamo un po' improvvisati pionieri della situazione, perché questa pianta qua è nel nostro territorio come mercato, chiamiamolo così, un po' come promozione di mercato, come una realtà di Orizzonte Bambù da 4 anni circa, 4 anni e mezzo. Affianchiamo una realtà territoriale che ha in mano un po' il mercato al momento, che è Consorzio Bambù Italia, dove loro promuovono, vendono le piante, ma acquistano anche il prodotto. Per cui stiamo parlando di una filiera chiusa a 360 gradi. Ecco, ma uno che ci ascolta e fosse interessato a coltivare bambù, cosa deve mettere a disposizione? Beh, l'importante è... Ha bisogno di tanto appezzamento, ha bisogno di che tipo di terreno? Sì, il terreno disponibile per questo tipo di coltivazione parte minimo da 5.000 metri, è circa mezzo ettaro, e da lì si va crescendo. Certo. Dopodiché basta dare un po' di disponibilità di tempo, un po'. Siamo nell'ordine dalle 500 alle 600 ore lavorative all'anno per ettaro. Però è una coltivazione che chiunque può addentrarsi in questa nuova realtà qua.
potrebbe essere un'ottima soluzione alternativa alle coltivazioni che conosciamo, insomma. Sì. Quindi, ma non è difficile No, assolutamente. coltivare bambù? Beh, noi come Orizzonte Bambù siamo qua per dare un giusto sostegno e un'assistenza a tutti, chiunque si mette in questo. E poi mi pare aver capito che uno che si mettesse a coltivare bambù in qualche maniera ha anche la garanzia di poter vendere il prodotto. Beh, questa è la prima cosa. Cioè, al consorzio nazionale, insomma. Sì, la cosa importante è che quando uno mette in piedi una nuova realtà produttiva nel settore agricolo sappia già dove andare a portare il prodotto, giustamente, perché è la prima cosa che mette in tranquillità assoluta il coltivatore, un po' come avviene anche per le altre filiere, insomma. Soprattutto nel mercato della moda si va a mode, anche se sembra un gioco di parole. Sì, sì. In questo momento è nel trend dell'opinione pubblica il bambù? O c'è ancora molto da lavorare per farlo conoscere? No, c'è tanto ancora da lavorare, perché questa è una nuova realtà, come dicevo, appunto, nel nostro territorio, anche perché non siamo ancora abituati a questo concetto di bambù. È un po' una situazione che andrà pian piano ad entrarsi anche nel nostro concetto di alimentazione, di vita, di utilizzo di un po' in tutti i settori. Vedo che c'è un forte interesse, sì, perché è cresciuta tantissimo negli ultimi 4-5 anni, tanto che siamo già riusciti a mettere giù a dimora intorno ai 2100 ettari, grosso modo. Ma in Italia quanti saranno più o meno i coltivatori di bambù? Proporzionatamente ai 2100 ettari, ora come ora saranno 800 imprese legate sempre al settore agricolo. Quando dice 800 imprese intende 800 imprese agricole, quindi 800 aziende che coltivano bambù. Sì. Ecco, ma c'è già anche una filiera della trasformazione? Sì, attualmente, essendo che, appunto dicevo prima, l'impianto è nuovo, cioè sono impianti di nuova generazione, per il momento è partita la filiera dell'alimentazione, per cui germoglio, visto che comunque questa pianta ha un ciclo, prima di andare in produzione di canne, che è nell'ordine dei 7 anni. Il germoglio ce l'abbiamo già al terzo o quarto anno, per cui ora come ora siamo in produzione di germogli, che è il settore dell'alimentazione. Quindi possiamo già dire che oggi c'è un bambù made in Italy? Sì. C'è una filiera del prodotto made in Italy? Ci sono già prodotti presenti in alcune catene di supermercati legate, come appunto diceva lei, un po' alla catena bio, no? E che trovate già in tutto il territorio italiano. Io recentemente ho acquistato una sciarpetta di bambù. Ecco, per quanto riguarda invece l'uso nell'abbigliamento, anche qua c'è già un'industria di trasformazione oppure il prodotto va mandato all'estero? Dove hanno una tradizione attualmente maggiore? La trasformazione legata nel settore dei filati viene purtroppo dall'estero. Stiamo cercando di ottimizzare questa nuova realtà bambù con delle nuove possibilità nel nostro territorio del Vicentino. Abbiamo delle aziende che si sono interessate, però come dicevo prima, siccome la produzione nostra territoriale avverrà tra un paio d'anni, per questa produzione qua legata al filato siamo ancora in fase di preparazione e di sperimentazione. Ricordavo, voi siete di Mareno di Piave, sì. Quindi provincia di Treviso, e citavo all'inizio che insomma, le bambusere, come lei mi ha spiegato chiamarsi, in effetti sono un elemento che nel panorama veneto è presente da sempre. Insomma. Ecco, perché allora adesso si scopre l'industria del bambù? Ma diciamo che l'industria del bambù è stata scoperta già diversi anni fa, però vista sotto l'aspetto così basilare per l'utilizzo. Veniva utilizzata sempre nel settore agricolo, che andava un po' a sostituire le palificazioni e piccoli punti di sostegno. Un po' come veniva usata in alternativa al legno. Sì, sì, sì. Però la cosa è diventata interessante dopo che alcune multinazionali nella parte del nord-est asiatico hanno iniziato a commercializzare dei prodotti derivati proprio dalla manifattura del bambù. Da lì si è scoperto che poteva esserci un mercato che andava a sostituire alla grande quello del legno, e è partita tutta una sequenza di cose e di situazioni che hanno messo in piedi un mercato molto molto grande.
I cambiamenti climatici vi stanno aiutando? Facendo salire diciamo che la linea dell'equatore? Stanno dando un giusto peso a questa nuova realtà qua, perché il bambù che dà origine a foreste a tutti gli effetti, tanto più come che non ho detto prima, questa pianta arriva a 20-25 metri d'altezza, per cui ha una L'abbiamo visto nei documentari. Ecco, molto grande. Può compensare benissimo le foreste, per cui dà una buona boccata d'ossigeno un po' a tutto l'ambiente, sta ricreando un dissesto idrogeologico non da poco, per cui strutture a livello del suolo importanti di contenimento e di stabilizzazione dei fondi. Il dissesto, insomma. Certo. E soprattutto stiamo dando un po' un equilibrio per bilanciare un giusto rapporto tra la deforestazione, che è stata fatta negli ultimi anni deturpando il territorio in un modo pressoché vergognoso, dando un po' un ricambio con un'alternativa, una possibilità che va a sostituire il legno a tutti gli effetti. Per concludere, lei è un imprenditore, quindi sa fare bene i conti. Oggi investire nel bambù è una scelta imprenditoriale intelligente o gode anche ad esempio di contributi comunitari? Ci sono i contributi per il greening, così si chiama, cioè il recuperare la biodiversità anche vegetale. Il bambù è riconosciuto? Il bambù inizia ad essere riconosciuto da un anno, perché come dicevo prima, essendo già una pianta di nuova concezione, il mercato ci ha impiegato un po' di tempo a recepirla. Cioè di nuova concezione, ma paradossalmente autoctona. Molto autoctona, anzi più autoctona di tante piante che abitualmente chiamiamo autoctone. Il bambù esiste nel nostro territorio da più di 1000 anni. Risale già all'epoca delle guerre puniche senza problemi. Però non lo chiamiamo bambù, come lo chiamiamo noi? Ci sono tanti modi di chiamarlo, perché vai dal Veneto alla Sicilia, ognuno per il proprio dialetto gli dà il nome che più gli si addice. Da noi, io faccio parte dell'area di Treviso, si chiamava canna d'India, era proprio quel modo di dare una denominazione a questa pianta. Adesso il suo nome originale vero è quello del bambù a tutti gli effetti, sì. Grazie. Ringraziamo Fabrizio Dalla Libera, imprenditore. Orizzonte Bambù è il nome del progetto, ci ha spiegato cos'è questa pianta che molti, insomma, devo dire, in genere colleghiamo all'India, ma in realtà è una pianta autoctona dalle nuove, buone potenzialità di carattere economico. Grazie. Grazie a voi. A lei buon lavoro. Grazie. Alla prossima. Arrivederci.